Maestro Nannissale, presidente dell'associazione Progetto Farfalla, la società sta implementando il progetto Olimpiade che mira a far crescere da un punto di vista umano e tecnico gli atleti che praticano judo a Nuoro in vista di possibili futuri traguardi, tra i quali ci possono essere anche i Giochi Olimpici. Quali i prossimi step dell'iniziativa? Allora, abbiamo siglato questo accordo col Banzai Cortina di Roma che vedrà la presenza di Rosalba Forcinniti, l'olimpionica appunto, che è tecnico lì al Banzai per tutto il 2020. Gli appuntamenti sono legati a degli stage che faremo a breve e a delle gare nazionali tra cui subito partiremo all'Aquila e subito dopo andremo a Riccione a fare 2 fasi del trofeo Italia Esordi B. Abbiamo in programma anche degli step di stage di livello molto alto, tra cui porteremo i ragazzi in Slovenia, sempre con Rosalba e il Banzai. Insomma, abbiamo un calendario per il 2020 molto ricco di appuntamenti e di manifestazioni sportive che si spera, ma sono sicuro entreranno a far parte di quel bagaglio e di quell'esperienza che un ragazzino gli serve non solo appunto per un punto di vista sportivo, ma anche da un punto di vista umano e di crescita personale.